pagina. A Vicenza si riapre il dibattito sul testamento biologico, consegnato oggi simbolicamente in comune da alcuni cittadini. Vediamo. Oggi ho consegnato il mio testamento biologico. Il testamento biologico è una dichiarazione sui trattamenti a cui io acconsento o non acconsento nel caso in cui mi trovassi in una situazione molto particolare, molto tragica della mia esistenza. Il signor Diego, medico, è uno dei 10 vicentini che hanno depositato all'ufficio protocollo del comune il proprio testamento biologico per dire nero su bianco quale cure vorrà in caso di malattie gravi. Un atto simbolico ma anche un passo formale per riaccendere il dibattito dopo il via libera del Presidente del Consiglio Comunale alla creazione di un registro. Nel 2009 e nel 2010 due delibere avevano già dato parere favorevole, poi ritardi e resistenze hanno bloccato l'iter per mesi. Secondo il governo non spetterebbe ai comuni decidere se creare o meno un registro per i cittadini. Dare vita ad uffici ad hoc comporterebbe una spesa di denaro pubblico. Margini di manovra nell'autonomia degli enti locali in realtà ci sono. Si può depositare una dichiarazione che fa riferimento ai testamenti biologici che sono stati consegnati ad un fiduciario, per esempio un notaio, in una data certa. Si può chiedere l'aiuto di un'altra persona da indicare nel testamento? Una persona che è molto vicina alla mia esistenza, un parente, una moglie, un marito, un figlio, che in caso di condizioni in cui io non posso esprimere il mio consenso viene sentita e dà il consenso o il dissenso invece mia. In assenza di una legge nazionale, 70 comuni in Italia hanno già creato registri e archivi. Tra mesi anche Vicenza potrebbe avere il suo. E a proposito di questo tema che divide fortemente le coscienze, in Veneto solo un comune ha costituito il proprio registro dei testamenti biologici. Si tratta di Campolongo Maggiore. La scelta è stata presa un anno fa e allora le ragioni ce le spiega il sindaco. Mentre a Vicenza si discute, Campolongo Maggiore, comune veneziano da 10.000 abitanti, unico nel Veneto, è già passato ai fatti. Da aprile 2010 ha creato un registro a disposizione dei cittadini che vogliano esprimere le loro volontà su cure e terapie da ricevere in caso di malattie o lesioni invalidanti. Non deposito il documento dove ho scritto se intendo o non intendo essere sottoposto a interventi chirurgici o altre cose. Io dico semplicemente all'ufficiale di stato civile del comune di Campolongo Maggiore: guarda che io ho fatto la dichiarazione anticipata di trattamento e ho nominato mia moglie quale fiduciario, che è la persona che sarà chiamata in mia vece, se io non sarò in grado di farlo, a far rispettare le mie volontà. Nei numeri com'è andata? I numeri delle iscrizioni sono bassissimi, poche unità. Si tratta di un tema così delicato che riguarda se stessi, che riguarda la propria salute, che riguarda decisioni anche molto importanti, e uno ha effettivamente qualche difficoltà a prendere questa decisione, a metterla nero su bianco, ma non mi nascondo che ci sono anche grandi resistenze culturali. Lei è stato accusato di laicismo? Sì, certo, ma di questo laicismo ne vado ben fiero, ovviamente.